bomba d'acqua che ha flagellato il Polesine da Badia a Trecenta, disperazione e disagi. Intanto Zaia firma lo stato di emergenza per l'ondata di maltempo che ha colpito tutta la regione. L'altra area più colpita è stata l'Alta Padovana, 3 baseleghe, strade, case allagate, mamme e figlio neonato bloccati in auto salvati dai vigili del fuoco. Inchiesta Palude, revocati domiciliari a Renato Boraso, che ha patteggiato per corruzione. L'ex assessore torna libero dopo 14 mesi ma non potrà spostarsi da Venezia. In poco più di 2 settimane avevano seminato il terrore nella Marca, assaltando anche con mitra, farmacie, tabaccherie e supermarket, sgominata la banda formata da 3 fratelli, giostrai e un complice. Infrastrutture e formazione, gli artigiani veneti chiedono alla politica di cambiare passo, destinatari candidati alle regionali e non mancano delle stoccate e campagna elettorale in ritardo. A un anno dalla scomparsa di Sammy Basso, i genitori e gli amici hanno organizzato un grande concerto per il 4 ottobre a Bassano del Grappa. Buonasera, ben ritrovate, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, il maltempo in primo piano, si contano i danni della bomba d'acqua che ha flagellato il Polesine da Badia a Trecenta, disperazione e disagi. Intanto Zaia firma lo stato di emergenza per ondata di maltempo che ha colpito il Veneto. No, mamma! Oh mamma, si è caputa tutto! Oh mamma! Si è caputa tutto! Ti riescono giù a aprire le porte al freezer, se che non messa in freezer. Le urla disperate, la paura negli occhi e una casa distrutta dall'acqua. Sono gli strascichi lasciati dal maltempo che si è scagliato sul Polesine nella notte. Ad essere maggiormente colpiti i comuni di Badia Polesine, Trecenta e Porto Tolle, dove i vigili del fuoco hanno effettuato più di 40 interventi. Le squadre di Adria, Castelmassero Vigo, con il supporto di unità da Padova e Verona, sono state impegnate con motopompe e idrovore per liberare dall'acqua garage e seminterrati completamente allagati. Non c'è corrente, proprio sono senza corrente, non riesco a caricare il telefono, sono senza mangiare, non ho niente, sono a digiuno, ecco, neanche stanotte ho mai dormito, mi ha chiamato i vigili del fuoco, signora, appena che abbiamo una squadra libera la mandiamo. Ho tappato la porta perché non venisse dentro, però filtra comunque. Avevo 20 centimetri di acqua in casa. E ha qualcuno che le dà una mano da sola? No, ieri sera i vicini, questi dietro, c'è un'altra famiglia qua dietro, mi ha dato una mano con un'autoclave d'ingegno, abbiamo tirato fuori l'acqua. Ma lei vive da sola? Sì. È da sola? Sì. 200 mm di pioggia in un'ora, raffiche di vento e grandine. Mai vista una bomba d'acqua di questa portata a Badia Polesine. Via Cappuccini, la zona più colpita del comune. Una strada che ha già vissuto un incubo simile. Perché qua ho dei danni enormi, ecco, in casa 1 metro di acqua dappertutto. E allora le ore a finirla, o sarà qualche... Adesso a parte che chi da Longa sono tutti messi dei compagni, adesso andremo tutti contro il consorzio, se c'è un avvocato, e ora a finirla. No che mi aggrappia di danni, che mi tocca buttare via tutto ormai. In casa 35 cm e qui c'è circa mezzo metro, circa, eccolo qua. Sotto tutto. Sotto tutto. Quindi una notte terribile, senza corrente. Una notte siamo andati dopo, avevo le chiavi di mio figlio e siamo andati con la moglie a dormire sopra, perché io ho poi dei problemi, ho dei problemi abbastanza grossi di salute. Mai vista. Poi secondo me anche un po' le pulizie dei fossi non sono più quelle di una volta. Il maltempo ha duramente colpito ieri sera l'Alta Padovana, Protezione Civile e Vigili del Fuoco al lavoro per gestire l'emergenza con oltre 40 interventi solo nel Padovano, notte difficile soprattutto a 3 baseleghe. La foto dei vigili del fuoco che portano in salvo la mamma rimasta incastrata con il neonato all'interno dell'auto è l'immagine simbolo di quanto accaduto ieri sera a 3 baseleghe. 120 mm di pioggia caduti in poco tempo, una vera e propria bomba d'acqua che si è abbattuta sul paese dell'Alta Padovana provocando allagamenti di strade, abitazioni e scantinati. L'acqua è entrata anche nei locali comunali e nella scuola.
Dalle 8:30 di ieri sera purtroppo è caduta tantissima acqua su Trebaseleghe e Noale, su questa fascia, soprattutto sul centro del nostro paese, cosa che non era mai successa. Abbiamo dovuto chiudere le strade principali del paese perché erano completamente sott'acqua e non percorribili. Dalle 10 in poi sono arrivate la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco oltre 50 segnalazioni e per tutta la notte hanno lavorato incessantemente per sistemare le cose, per mettere in sicurezza le abitazioni e gli scantinati. I volontari della Protezione Civile sono usciti in 3 squadre e anche i Vigili del Fuoco sono arrivati da Cittadella, Castelfranco, Borgoricco e ci hanno aiutato per tutta la notte fino alle 7:30 di questa mattina. È stata una notte di paura. In municipio, per far fronte all'emergenza, è stato aperto il COC. Le squadre dei Vigili del Fuoco e la Protezione Civile hanno lavorato per molte ore per pompare l'acqua fuori dai piani interrati. Oggi anche la farmacia del paese è rimasta chiusa. L'acqua entrata dalla strada ha invaso il magazzino e il piano interrato. Era come un fiume, ci raccontano, impossibile fermarla. È entrata purtroppo dove abbiamo scorta di farmaci e adesso stiamo un po' sistemando il magazzino, per fortuna. Però, il locale farmacia si è salvato comunque. Per fortuna sì. È la parte del magazzino quindi che è andata su. Ma anche il server, il computer, proprio il gestionale non funziona, quindi siete bloccate? Sì. Per oggi sì, la farmacia non riesce a esercitare il servizio. No. Danni si registrano anche alla rete dei sottoservizi del comune. In alcuni punti l'asfalto non ha retto. È stato aperto lo stato di emergenza, ora siamo in contatto appunto con la Regione per capire come fare, come devono fare anche i nostri cittadini per appunto richiedere i vari rimborsi per i danni subiti. I danni si stanno contando ora dopo questa nottata, quindi poi daremo tutte le informazioni tramite anche i canali social comunali in maniera che tutti possano richiedere i danni subiti. Anche noi come comune abbiamo avuto dei danni sulla nostra casa Pattaro, che è appunto la sede della polizia locale. In queste ore l'ultima fase della perturbazione che ha interessato la regione da ieri mattina, nuovi rovesci e temporali sparsi in spostamento da ovest, sud-ovest, est, nord-est con possibili fenomeni localmente anche intensi su prealpi e pianura hanno spinto la Protezione Civile regionale a mantenere l'allerta gialla su tutto il territorio fino a questa sera. Dunque allerta gialla fino a questa sera, vi faccio vedere le immagini perché proprio tra il Vicentino ma soprattutto nella zona del Veronese, guardate, c'è davvero una bomba di grandine, guardate proprio in questo momento grandine nella zona del Veronese. Ed ora cambiamo argomento, non ho nulla da dichiarare, il commento dal citofono di casa dell'ex assessore Renato Boraso che è tornato libero, il giudice gli ha revocato gli arresti domiciliari ma non potrà lasciare il comune di Venezia. Non ho nulla da dichiarare, se insistete tanto mi costringete a fare altre azioni, non ho nulla da dichiarare. Come sta? Volevamo sapere come sta. Che hanno passato. Non vuole aggiungere altro, rispondendo dal citofono della sua abitazione a Favaro Veneto, l'ex assessore comunale alla mobilità Renato Boraso, coinvolto nell'inchiesta Palude, è tornato libero. Dopo 4 mesi rinchiuso nel carcere di Padova e 10 agli arresti domiciliari dove vive con la moglie e i figli. È libero, ma non potrà lasciare il comune di Venezia. Visibilmente dimagrito, Boraso è barricato in casa, non se la sente di rilasciare alcuna dichiarazione ai nostri microfoni. La decisione della revoca dei domiciliari è stata accolta dalla giudice per le udienze preliminari Franceschetti, dopo l'istanza presentata dall'avvocato difensore di Boraso Umberto Pauro a circa 15 giorni dall'udienza in cui il suo assistito ha patteggiato 3 anni e 10 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 308.000 euro recuperati dalla vendita della sua casa in montagna come risarcimento per le 12 accuse di corruzione contestate dalla procura. In questi giorni qualcuno l'ha visto muoversi per Favaro, piccole uscite, qualcuna col figlio per riprendere contatto con la realtà. L'ex assessore ha anche ottenuto il permesso di tornare al lavoro e ai lavori socialmente utili presso una cooperativa sociale. C'è chi però in paese pensa che Boraso, amatissimo a Favaro, non sia l'unico a dover pagare. Secondo lei c'è stato un accanimento giudiziario oppure? Ma forse nei confronti suoi anche sì. Perché ci sono dei soggetti che hanno preso
delle pene maggiori e sono usciti prima. Ma per Boraso la vicenda non è conclusa. Ora lo attende la maxi udienza preliminare fissata per l'11 dicembre e che vede coinvolti, tra gli altri, il sindaco Brugnaro, il direttore generale del comune capo di gabinetto Ceron, il vice capo di gabinetto Donadini, il magnate cinese Won Chin, chiamati a difendersi da accuse di corruzione. Boraso non sarebbe coinvolto, secondo la procura, nel tentativo di vendita dei 41 ettari inquinati dei Pili, promettendo aumenti di volumi edificabili, ma avrebbe comunque avuto un ruolo nel far abbassare all'ufficio stime del comune il prezzo per la vendita di Palazzo Papadopoli Poereo, da 14 a 10,8 milioni di euro, palazzo poi acquistato nel 2019 dallo stesso Mr. Ching. Ed ora la cronaca, tra fratelli Garbin e un quarto complice, Donovan Locato, arrestata la banda che a gennaio aveva compiuto violente rapine in tabaccherie e supermercati tra Ponzano, Altivole, Villorba e Treviso. Con un atteggiamento proprio tipo Far West, sa con quelle ci ha intimato tutti di stendersi per terra e avvertito che si trattava di una rapina. A loro interessavano solo i soldi. 6 colpi, dalla rapina alla tabaccheria del 30 dicembre scorso a Merlengo di Ponzano all'irruzione in una salumeria di Villorba il 14 gennaio, passando per Oderzo, Altivole e Treviso. I carabinieri della compagnia di Conegliano hanno sgominato una banda di giostrai composta da 3 fratelli Garbin di 29, 34 e 42 anni e dal loro complice il 36enne Donovan Locato, che tra fine 2024 e inizio 2025 era diventata l'incubo dei commercianti della marca e dei loro clienti. Volevano le chiavi della cassa e puntandomi la pistola alla tempia. In quel momento volevo anche reagire e dirti la verità, però c'era sempre lei come ostaggio, non mi sono sentito di reagire. Al CRAI di Altivoli si erano presentati con un Kalashnikov che tuttavia non è stato rinvenuto nel corso delle perquisizioni, e poi la tabaccheria di Piavon e 2 supermercati Prix. Il loro modus operandi li ha traditi. Utilizzavano una macchina rubata solitamente nell'ambito della giornata, che poi scortavano con delle macchine pulite che lasciavano a poca distanza dagli obiettivi. Quindi una volta commessi i reati lasciavano la macchina rubata, riprendevano le proprie auto, e questo ci ha consentito appunto di tracciare un po' i loro movimenti e comprendere anche quello che era il loro modus operandi. Le ordinanze di custodia cautelare, 3 in carcere e 1 ai domiciliari, a carico dei 4 giostrai, sono state eseguite nelle scorse ore. Il 29enne e il 33enne si trovavano già in cella. Nel 31 luglio abbiamo proceduto alla esecuzione di 2 misure cautelari, sempre per 2 rapine commesse ad Altivole e a Paese, a 2 farmacie con le medesime modalità. Rapina aggravata e porto abusivo e detenzione di armi le ipotesi di reato a carico della banda, ma anche un episodio di incendio doloso di una Porsche Cayenne rubata a Boara Pisani, in provincia di Rovigo, utilizzata per più rapine. Una volta che hanno capito che eravamo sulle loro tracce, per dissimulare, per cancellare le tracce della loro presenza e per evitare che se arrivassimo a loro, hanno bruciato la macchina. Uno dei 4 ha cercato di scampare all'arresto nascondendosi sotto il letto all'arrivo dei militari. Nomi già ampiamente noti alle cronache, quelli dei Garbin, così come Locato, figliastro di Alex Lucchesi, il 54enne che a febbraio in una gelateria di Chiarano aveva sparato al genero ferendolo. L'arma utilizzata era stata successivamente trovata proprio in possesso di Locato. Numerosi studenti sono rimasti intossicati dallo spray urticante spruzzato nella palestra dell'Istituto Maria Curie di Bussolengo. L'allarme è scattato dopo mezzogiorno, quando la dirigenza scolastica e gli insegnanti hanno allertato i sanitari del 118, intervenuti con 5 mezzi di soccorso, 3 ambulanze e automedica sul posto per le opportune verifiche. I vigili del fuoco, i carabinieri che hanno avviato le indagini. Da quanto si è appreso, per nessuna delle persone intossicate si è reso necessario il ricovero in ospedale. Caccia ora ai responsabili. Infrastrutture e formazione, gli artigiani veneti chiedono alla politica di cambiare passo, destinatari i politici impegnati nelle elezioni regionali, e non mancano delle stoccate. Purtroppo i tempi sono troppo
troppo stretti. Noi avremmo preferito una discussione maggiore. Inizia con quella che ha tutta l'aria di essere una strigliata alla politica, la presentazione del position paper della Confartigianato del Veneto, che così vuole incidere sui temi della campagna elettorale: potenziamento delle infrastrutture, formazione, università, energia e sociale e una maggiore rappresentanza dei corpi intermedi. Da qui la prima proposta, ritenuta ineludibile. Un tavolo permanente delle categorie economiche e della regione per discutere delle esigenze. È un modo per dire: bene, abbiamo con questa governance e quindi con quella di Luca Zaia abbiamo raggiunto una tappa. Adesso da qua in avanti, considerando la situazione economica e le esigenze, c'è bisogno di cosa? Noi l'abbiamo elencato tutto e questo elenco corrisponde a un salto. Un cambio di passo dunque, con le istituzioni regionali chiamate a fare di più. Ogni territorio ha le proprie specificità. Le specifiche padovane sono note, sono dalla viabilità del capoluogo alla viabilità però soprattutto della provincia, che non va dimenticata, che ha grosse difficoltà nelle infrastrutture. Sicuramente il tema della Valdastico è un tema che è trattato già da parecchi anni e noi continuiamo a spingere perché sarebbe uno sbocco importante per tutte quelle aziende che lavorano con il Nord Europa. Auspicabile da parte nostra che ci sia un assessorato alla montagna per un dialogo costante, proficuo e privilegiato tra la montagna e la regione. Trasversale quanto urgente il tema della manodopera e del rapporto con i giovani. Più attenzione alle scuole professionali e là sì 2 soldini in più, perché siamo decisamente sotto la media di investimenti che fa ad esempio Lombardia ed Emilia Romagna. Quindi investire nelle scuole professionali vuol dire formare delle figure che potrebbero essere a beneficio delle nostre imprese. Ad un anno dalla scomparsa di Sammy Basso, i genitori e gli amici hanno organizzato un grande concerto per il 4 ottobre. Si sta avvicinando il primo anno, non è semplice, assolutamente non è semplice, perché sì, lui se n'è andato, ma non se n'è andato, perché è qua, continua a fare tanto movimento, tanto rumore, continua a fare tante belle cose. Sammy, Wish You Were Here è il titolo del concerto in programma il prossimo 4 ottobre al Palo Broker di Bassano, ma in realtà è il desiderio di tante persone che vorrebbero fisicamente ancora qui Sammy Basso, il giovane biologo scomparso la notte tra il 5 e il 6 ottobre dello scorso anno, lasciando un enorme vuoto attorno a sé. Uno scienziato che ha dedicato la sua vita alla ricerca per la cura della progeria, malattia da cui era affetto e che l'aveva portato a raggiungere importanti risultati che stanno proseguendo tutt'oggi, grazie anche al lavoro portato avanti dall'associazione AIPROSAB. Così, a un anno dalla sua morte, i genitori e gli amici hanno organizzato un importante appuntamento con la musica dei Pink Floyd, che tanto amava Sammy. Si farà tanta festa come piaceva a lui. Lui amava proprio circondarsi di gioia, di felicità. Lui diceva sempre che un sorriso, che la gioia salverà il mondo. Tutto il ricavato di questo concerto poi andrà tutto alla ricerca. La nostra associazione sta facendo veramente tantissimo. E Sammy, dalla grande fede e dalla grande mente, solo qualche giorno prima del tragico malore che gli è costato la vita, era stato in Cina per un convegno scientifico, dove aveva incontrato anche le famiglie di giovani affetti come lui da progeria. È stato molto importante per lui aver dato a queste famiglie un messaggio molto importante. Lui, 28enne, che girava il mondo per portare a conoscenza della sua malattia, lui con 2 lauree, lui che era diventato ricercatore sulla sua malattia, e dunque per queste famiglie è stato veramente un'infusione di positività. Quella positività, quel bene che lui ha dato a tante persone e che sta tornando indietro più forte che mai in un abbraccio a mamma Laura e papà Amerigo. Ci hanno fatto capire quanto Sammy aveva dato loro e quanto ancora continua a dare. Ecco, per noi è difficile, è difficilissimo, però ci aiuta tanto ad andare avanti. Ed è davvero tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.